e con attenzione, con tanta cura, la cura che ci abbiamo parlato anche questa mattina, posa il bastone. Una pietra posata oggi per cambiare le cure del domani. A Padova si gettano le fondamenta della seconda torre dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Nel piazzale di Corso Stati Uniti si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra dell'edificio Orizzonte della Ricerca, ampliamento che ospiterà nuovi laboratori e una cell factory dedicata allo sviluppo di terapie avanzate. In questa torre si andrà a realizzare delle terapie innovative che andranno a rispondere a quelle malattie rare che spesso e volentieri non trovano risposte nelle cure tradizionali. Quindi per noi è molto importante perché ogni bambino ha diritto di avere una risposta rispetto ai propri problemi. Un massiccio lavoro di squadra dal valore di 21 milioni di euro raggiunto dai vertici della Fondazione, che hanno inoltre ratificato un accordo quadro per favorire l'attività di ricerca e sviluppo di terapie avanzate, dallo studio delle tecnologie a RNA alle cellule CAR-T fino alla medicina personalizzata. Questo accordo che stiamo firmando è unico nel Veneto e penso unico in Italia, perché tutte le istituzioni pubbliche, quindi che si adoperano per la ricerca e per la guarigione di queste malattie, si mettono assieme su un progetto grande, enorme, che è quello della Cell Factory. Noi siamo sempre convinti, anche se quando parlano della fondazione parlano di un qualcosa di privato, nella realtà noi siamo pubblici perché mettiamo i soldi dei privati per l'interesse della comunità. Obiettivo: rafforzare la ricerca e accelerare l'arrivo delle terapie innovative ai pazienti. Oggi con questi nuovi laboratori, con la Cell Factory, possiamo veramente ampliare la nostra possibilità di terapie personalizzate, possiamo quindi anche creare dei farmaci ad hoc che non sono altro che le cellule di quel paziente manipolate per rispondere al meglio alla patologia che ha quel paziente specifico e non un altro, quindi veramente passi importantissimi che non erano immaginabili 20 anni fa.